Domani pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Mariano di Piave il funerale congiunto dei 3 ragazzi deceduti settimana scorsa nello schianto lungo la 4 al rientro da un concerto. La scelta decisa dalle famiglie, vista l'amicizia di Daniele e Antonio Agui, due fratelli di 21 e 23 anni di Conegliano, con Alberto Casagrande, di 23 anni. Daniele, di origine albanese, studiava legge a Trieste. Il suo sogno era quello di cambiare la giurisprudenza italiana a tutela degli stranieri. Aveva accompagnato il fratello a Milano per condividere con lui la passione per la musica. Alberto sognava di diventare imprenditore e stava avviando un'attività in Africa. Un destino crudele il loro, 3 vite spezzate in un unico istante, lo stesso con cui si ritroveranno per l'addio che si prevede sarà molto partecipato. A Moriago invece è proclamato il lutto cittadino per la morte del piccolo Edoardo Antoniazzi, morto a soli 16 mesi durante un incidente stradale nel corso di una crociera ai Caraibi con i genitori. Una vacanza finita in tragedia quando il minivan su cui viaggiavano giovedì scorso, a causa di un guasto ai freni, è rotolato in una scarpata. I rimpatri in Italia della salma del piccino attesi in settimana all'aeroporto di Milano Malpensa.